Assessore Zilli, il Leggio, nulla è perduto, un miracolo che si rinnova come la ripartenza. Miracolo, il Leggio si conferma antidoto contro il nichilismo, contro questa grande situazione di perdita dei valori che abbiamo vissuto in questi anni, e il Leggio oggi diventa ancora quello scrigno di segreti che dobbiamo saper andare a trovare dentro di noi e nello spirito di comunità. Quindi grazie davvero per il coraggio agli organizzatori e grazie a tutti coloro i quali vorranno far conoscere il Leggio in Friuli Venezia Giulia e in Italia e non solo, per questa mostra che è una mostra davvero meravigliosa. Con due regioni. Non Zeretti, curatore della mostra, un miracolo che si ripete il Leggio anche dopo il lockdown. È vero, quest'anno è proprio un miracolo perché dopo la battaglia contro la pandemia, che dobbiamo ancora vincere completamente, poter mettere in cantiere una mostra qui è una sfida impegnativa, ma l'abbiamo vinta. Abbiamo cercato di lanciare il messaggio incoraggiante che si deve ricostruire, rinascere, combattere, e la bellezza è di conforto in questo e stimola anche ottime idee. Nulla è perduto dunque, e nulla è perduto anche perché le mostre che vediamo qui a Il Leggio ci fanno riscoprire opere che pensavamo fossero perdute in questo anno in modo speciale, perché vedremo capolavori distrutti, rubati, incendiati, ma rinati grazie a delle tecniche straordinarie e impressionanti.